Allora, per riprendere un po' l'argomento e riscaldarci nuovamente, vediamo un altro contributo, sempre relativo non alla nostra realtà, a una realtà distante, però per capire anche la gente che cosa ne pensa. Questo è il CARA di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto, uno dei centri d'accoglienza più grandi d'Europa. Qui l'emergenza migranti per l''ndrangheta era diventato un affare milionario. Il cibo non è buono, è solo acqua. Alcuni dei miei amici qui stanno male di stomaco. All'ospedale se chiedi delle medicine ti dicono che non ci sono. Non ci danno soldi, non ci danno niente, nemmeno i vestiti. Qualcuno va fuori a fare l'elemosina per avere dei vestiti. Questa indagine parte da lontano e riguarda gli ultimi 10 anni della gestione del CARA di Isola Capo Rizzuto. La famiglia Arena, che è una delle famiglie più importanti dell''ndrangheta, diversificando le attività criminose, ha gestito anche il catering del centro CARA di Isola Capo Rizzuto. Una scoperta fatta nell'ambito dell'operazione Johnny che ha portato all'arresto di 68 persone a vario titolo e al sequestro di numerosi beni. Un flusso di denaro pubblico pari a 103 milioni di euro, dei quali almeno 36 milioni finiti nelle tasche delle cosche. Ma l''ndrangheta non lucrava solo sui pasti di scarsa qualità e quantità. Lucravano sui pasti, lucravano sulla lavanderia, lucravano ad esempio, c'erano 136.000 euro da destinare per l'acquisto di giornali e per gli extracomunitari hanno pensato di distrarli dandoli al prete per fare assistenza spirituale. Il giro di affari coinvolgeva anche un prete, don Edoardo Scordio, parroco di Isola di Capo Rizzuto, che avrebbe incassato somme ingenti anche con causali anomale, soldi che secondo alcune testimonianze sarebbero finiti in un conto in Svizzera. Conosco Don Edoardo come parroco e basta, non so altro perché non ho mai avuto a che fare né con la misericordia né con niente. Lei che idea si è fatta? L'idea che è un mio parroco, che è un mio confratello, che io stimo, al quale voglio bene. La misericordia, che qui in uno dei territori più poveri d'Italia dà lavoro a molte persone, è stata commissariata e conferma che proseguirà le attività mentre la città è divisa tra chi è ancora incredulo e chi continua a difendere gli accusati. A tutti può succedere, guarda, non è che c'è qualcosa di strano. Un parroco che insomma Capito, è affiliato con la 'ndrangheta. Ha fatto tante cose, ha aiutato, poi magari si è trovato coinvolto con altre persone ed è rimasto coinvolto anche lui. Sfortunato. A tutti può succedere, c'è l'incredulità e il non voler credere. Allora, qua riprendiamo un po' il tema. Dando un esempio di questo tipo, cioè una cittadinanza che non ci vuol credere perché è collusa con la mafia, perché è ricattata, io non lo so quei cittadini che situazione vivono francamente o se come spesso succede non vogliono credere a certe situazioni. Di fatto poi abbiamo queste persone che arrivano nel nostro paese che non hanno un bel esempio e che sono portati per necessità, perché si sono fatti già un'idea di arrivare in un paese di un certo tipo, si mettono o a elemosinare, come abbiamo sentito e come possiamo anche vedere peraltro, oppure entrano in giri malavitosi e abbiamo esempi testuali, la polizia continuamente ci manda dei comunicati, carabinieri, forze dell'ordine, insomma ci aggiornano costantemente che queste persone che sono arrivate qui con i barconi, comunque inutile negarlo, molte di queste continuano e iniziano a delinquere, insomma è un qualcosa che indica che non si integrano, hanno difficoltà a entrare a far parte del territorio, vuoi per una situazione, un po' per l'altra, tutto non facilita. Certo, sicuramente non facilita. Perché poi l'obiettivo ultimo è che facciano parte del tessuto sociale, insomma. Se no, sì, allora, parliamo sempre non di nazionalità ma di persone, perché è giusto parlare di persone, è giusto parlare di gente che magari ha voglia di farsi una vita. La difficoltà, allora a livello mediatico, il 5 Stelle lo dice da un sacco di tempo, che comunque i media non sempre sono corretti anche in quelle che sono le sponsorizzazioni magari di determinate associazioni che vorrebbero aiutarle, come abbiamo visto poi la magistratura è intervenuta per fortuna e per fortuna c'è la legge che vigila. Queste persone che sono sul territorio nazionale hanno bisogno di un processo di culturizzazione, cioè queste persone non devono essere per forza inserite nel territorio, ma bisogna quantomeno spiegare loro che qui le donne non portano il burka, per esempio, oppure che determinate cose non le possono fare. E invece, quando arrivano qua,
hanno un po' l'impressione di potersi muovere come vogliono. Io lo vedo semplicemente nelle regole della strada, molto semplice. Spesso mi capita che mi attraversano anche il cavalcavia di Chiesa Nuova o il cavalcavia dell'Arcella in pieno, cavolo, sono in macchina, mi è capitato più di qualche volta di dover frenare all'ultimo secondo, perché proprio non hanno chiare determinate dinamiche. Lo fanno anche gli italiani, senza ombra di dubbio, però ultimamente mi è capitato di vederlo anche nella zona dove sto io, insomma, mi è capitato di vedere che proprio non hanno la concezione del pericolo come ce l'abbiamo noi magari, perché appunto abbiamo un vissuto qui. L'inserimento, secondo il Movimento 5 Stelle, soprattutto per Padova, poi per tornare nel locale, parte anche dai costi che lo Stato appunto ha per queste persone, ovvero questi 1.080 euro al mese, e quindi c'è la necessità di fargli fare comunque qualcosa, di portarli a produrre qualcosa, però non si può costringere le persone a lavorare perché altrimenti sarebbe lavoro forzato e questo non è legale. Però il decreto Minniti adesso ha dato delle aperture agli amministratori locali in questo senso? Per la possibilità di poterli impiegare in qualcosa di utile, magari anche nel sociale, e non solo nel sociale, anche in qualcosa di produttivo e di utile alla società. E questo dal punto di vista nostro è fondamentale, logicamente, però bisogna sempre stare molto attenti perché tanta fatica fa fatica a trovare un lavoro in italiano e tanta fatica dovrebbero fare loro, quindi non è che se arrivano dall'estero... Quindi attenzione anche qua che non si creino disparità di situazioni. Esatto, perché anche prima quando si parlava per esempio della proposta regionale di ricambiare le percentuali per dare le case, anche lì bisogna stare attenti a un po' quelle che sono le discriminazioni magari tra italiano e italiano, cioè una persona che lavora a Milano, che deve venire a Padova per una determinata mansione, non riesce a farlo magari, non riesce a stabilirsi in una determinata zona e allora non gli viene data la casa anche se ha delle difficoltà. E invece questo deve essere garantito, o anche magari a degli Erasmus per esempio, quindi non si può fare di un'erba un fascio, bisogna guardare settore per settore. L'inserimento lavorativo è sicuramente fondamentale, soprattutto da un punto di vista culturale, perché questo gli permette di appunto apprendere meglio. Quello che è stato visto su Padova, io in primis ho chiamato la polizia più di qualche volta perché si aggredivano anche tra di loro gli immigrati là davanti alla Prandina, mi è successo più di qualche volta. Ecco, io voglio prendere un po', forse era Cioni che l'ha detto Meridio, se non me lo ricordo, la giro comunque a voi, se non mi ricordo chi dei voi due, forse era Cioni. Non è che si rischia, alla luce di quello che si diceva, di una nuova forma di manodopera che poi viene sfruttata entrando nelle cooperative in un sistema che di fatto non è quello ordinario normale, cioè quando queste persone, superate questa emergenza continua e quindi questi X euro che vengono passati dallo Stato entreranno nella normalità, o saranno spariti tutti, non si sa dove andranno, o saranno ancora qui. Per evitare bisognerebbe che questi lavorassero, se però sono della forza lavoro che magari entra nel gioco delle cooperative, il gioco per carità, nell'ambito delle cooperative, e vengono pagati un terzo, un quarto, un quinto di quel che può venire pagato un operaio, potrebbero costituire una concorrenza sleale, diciamolo così, semplicizzando i termini. Lei cosa ne pensa, Manzan? Sì, poi passo a voi un po'. Io ritengo, effettivamente, la provocazione, sì, per capire. Questo è vero che succede. Ma perché succede? Perché se non c'è un'integrazione con corsi obbligatori di lingua italiana, quale lavoro, quale competenza possono avere? Al massimo possono raccogliere pomodori o essere usati per una tipologia di lavoro che l'italiano non vuole più fare e quindi con una manodopera a bassissimo prezzo. C'è già richiesta tanta competenza da noi. Ecco, allora, io dico, obbliga delle regole. Le regole sono fondamentali. Prima di tutto, accertarsi che la persona sia venuta qui, che sia un vero profugo. Secondo, per poter lavorare in Italia, corso obbligatorio di lingua italiana, non solo per l'uomo che lavora, ma anche se è sposato con la moglie, perché non è possibile... Ma non glielo fanno fare. No, perché le dico, quando una mamma porta il bambino a scuola, a me è successo questo di vedere che hanno bisogno dell'interprete per parlare con le maestre. Allora, noi abbiamo delle maestre eccezionali nelle nostre scuole pubbliche, però le gravi difficoltà che hanno avuto è stato anche quello di interloquire con i genitori, perché i bambini non hanno problemi, i bambini imparano italiano velocissimamente, a volte sono molto più in gamba dei nostri figli. Questo è un dato di fatto, a me dispiace, Meridi, che tu abbia detto questo, però io ho frequentato, ho mio figlio che ha 9 anni e io vedo che i bambini stranieri sono molto più veloci ad apprendere rispetto ai nostri. Il problema sono i genitori,
che non capiscono, non vogliono o non sanno o non si adeguano a imparare l'italiano. Allora, in che modo? Secondo me bisogna affrontarlo il problema. Noi abbiamo proposto le associazioni, ci sono molte associazioni no profit nelle parrocchie, in particolare della nostra città, dove ci sono degli insegnanti in pensione, oppure degli insegnanti volontari. Io stesso sono un insegnante, il mio parroco mi ha chiesto se potevo dare il mio contributo come insegnante di italiano per dare un'ora o due alla settimana. Io le chiedo questo, ma quante donne partecipano a questi corsi? Se sono coinvolte dalle maestre, se la chiamata parte dalla scuola, sono coinvolte. Quindi ci vuole l'istituzione, in questo caso la maestra rappresenta l'istituzione pubblica. Ci vuole quel trade union tra l'amministrazione pubblica e il privato. Perché quindi, io conosco questo fatto e poi mi hanno raccontato che inizialmente sono curiose, si presentano alcune, poi devono essere obbligate. Sono disincentivate a farlo a casa, cioè il marito non vuole sostanzialmente. No, devono essere obbligate dalla scuola, come è successo per esempio da quest'anno, tutti i bambini non possono uscire da soli. Deve esserci un genitore o chi per esso con carta d'identità. Italiani, stranieri, tutti uguali. Abbiamo proprio appurato che anche i bambini stranieri che non hanno quasi nessuno alla mamma che li viene a prendere perché vanno in giro per le strade da soli, da quest'anno io ho visto nelle scuole pubbliche di Padova, almeno quelle che io ho frequentato, ho visto, ma questo è grazie alle, diciamo, sono le maestre, sono le quindi regole più rigide sostanzialmente. Quando c'è una regola uno si adegua perché sa che così il bambino intervengono gli assistenti sociali, se il bambino ritarda a scuola, se non c'è il genitore che lo va a prendere. Questo vale per gli italiani e per gli stranieri. A me dispiace però constatare che molti italiani sono i primi a infrangere queste regole, ecco, come quella di arrivare puntuali a prendere il proprio figlio a scuola. Ecco, quindi siamo noi per primi a dare il buon esempio, perché è facile parlare degli altri, ma se io dico bellezza attira bellezza, se un extracomunitario arriva qui e trova un ambiente pulito, prima di buttare una cartaccia ci pensa 2 volte. E se trova anche noi non chiediamo sempre la colpa ai politici, però se anche noi cittadini per primi diamo l'esempio, quando vediamo che qualcosa non funziona, avvertiamo, in questo caso le maestre. Noi abbiamo avuto, per ricordo nella mia scuola, molte mamme ci siamo riuniti e abbiamo chiamato la direzione didattica dicendo che non è giusto che alcuni italiani devono chiamarsi il babysitter per andare a ritirare il figlio a scuola e poi si vede il bambino magari extracomunitario che va fuori da solo. Sono intervenuti e abbiamo risolto il problema. Regole sostanzialmente. Certo, regole. Allora, intanto è chiaro, sì, è vero, vengono sfruttati, non solo vengono sfruttati e pagati poco, meno degli altri, fanno anche i lavori decisamente più pericolosi, perché se andiamo a vedere la mortalità sui luoghi di lavoro, l'immigrato muore molto di più o si ferisce molto di più sul luogo di lavoro. Non è colpa loro questa, cioè c'è l'avidità del datore di lavoro che evidentemente se può l'esercita sull'immigrato, se può l'esercita anche sui nostri giovani, perché i nostri giovani sono molto spesso sfruttati da datori di lavoro avidi che se possono spendere €1 di meno all'ora lo spendono. Gli immigrati perché vengono qui? La gran parte non viene qui per delinquere. Certo, c'è una parte che viene qui perché è convinta di trovare il Bengodi, di avere dei soldi, non 35 € al giorno, 2,5 € al giorno, perché i 35 € al giorno vanno alle cooperative, i 30 € al giorno vanno alle cooperative, eccetera. Quindi non è che loro si prendono 1 milione, 1.000 €, si prendono 2 € al giorno, che dal loro punto di vista di alcuni di questi paesi è anche una bella cifra. Tenendo conto che hanno vitto e alloggio, per cui... Però non è questa la questione è perché vengono qui. La gran parte non viene qui per delinquere. Le statistiche dicono che fanno... No, hanno delle aspettative diverse, non è che vengono qua con intento. Quelli che delinquono sono gli irregolari. Se noi guardiamo le statistiche, e sa perché? Perché sono giovani maschi. I giovani maschi in tutte le popolazioni sono i più rissosi, i più aggressivi. In tutte le popolazioni, maschi, non solo popolazioni umane, anche popolazioni animali, i giovani maschi sono aggressivi. Se guardiamo la situazione per quanto riguarda gli immigrati regolari, quelli che in qualche modo sono qui da qualche anno, eccetera, il tasso di criminalità è inferiore a quello della stessa classe demografica degli italiani, cioè delinquono meno di noi.
Questa è una cosa, allora perché vengono? Vengono perché hanno come obiettivo quello di trovare una soluzione di vita e miglioramento della situazione. Hanno gli stessi, la gran parte hanno gli stessi, non parliamo dell'ISIS che viene per distruggerci, parliamo degli immigrati che vengono per trovare una sistemazione dignitosa. No, perché non è tanto l'ISIS che viene per distruggerci, assolutamente. Questi giovani che poi vengono, abbracciano l'ISIS in certo qual modo, abbiamo visto che diventano emarginati sociali, non riescono a integrarsi, entrano in uno stato anche psicologico, perché attenzione, per farsi esplodere. Quando non gli vengono assicurate delle condizioni dignitose, possono anche diventare il problema è l'integrazione vera, è il problema grossissimo da risolvere, non solo da noi, attenzione, ce l'hanno anche in Francia. Io volevo finire velocissimamente per dire, noi per esempio come lista abbiamo fra i nostri obiettivi quello di promuovere l'imprenditorialità sociale. Noi sappiamo che la maggior parte il tasso maggiore di incremento di nuove imprese è di giovani immigrati, per esempio. Questa è una cosa sicuramente da valorizzare, da favorire. Avvocato Bonavina. Sì, prendo l'assist di Frigo quanto al fatto di non generalizzare, perché abbiamo visto tanti servizi oggi, ma quei servizi che abbiamo visto parlavano di criminalità organizzata, di mafia, cioè non possiamo fare tutto un'erba un fascio, cioè ci sono anche le persone regolari, gli extracomunitari regolari che vivono qui e che probabilmente hanno molto da insegnarci. Ma magari poverini anche loro, sono gestiti, sì. Dico, la gestione il problema fondamentale è l'integrazione, perché l'esempio purtroppo drammatico di ieri sera di Manchester, secondo me non è un caso Manchester, perché Manchester ha dei sobborghi attorno al centro proprio di Manchester, dove c'è che per l'Inghilterra è una cosa pazzesca, c'è una miseria, c'è una difficoltà di integrazione con tutte le realtà multietniche che ci sono in quella zona, dove queste radici di persone islamiche che hanno questa cultura dell'ISIS in testa, che sono terroristi, lì prendono piede. Allora, qual è l'impegno nostro che dovremmo fare come italiani, dovremmo fare sicuramente come Padova, dovremmo fare sicuramente come amministrazione comunale? È intanto cercare di distinguere chiaramente, perché buonismo non lo vuole nessuno, cioè le persone che delinquono, nere, bianche, verdi, gialle o rosse, devono essere considerate alla stessa identica maniera, e quindi ci vuole un pugno duro, ma che d'altra parte, voglio dire, qui è la magistratura che deve fare il suo lavoro. Ma quanto invece alle persone che sono qui regolarmente, ci vuole che innanzitutto venga riconosciuta a queste persone dignità, la dignità di essere cittadini e di abitare un contesto come quello di Padova. Allora noi per esempio come Lista Giordani abbiamo una proposta. La proposta è, partendo dal presupposto che lo Stato paga determinate somme e quant'altro, bisogna assolutamente, e abbiamo degli esempi anche qui vicino a noi, perché a Rubano lo stanno facendo, il fatto di cercare di utilizzare, uso una parola molto brutta, per lavori socialmente utili, per esempio. Quindi bisogna cercare primo di evitare che queste persone passeggino sempre per strada col telefonino in mano, perché danno l'impressione di persone che non fanno assolutamente nulla e creano anche un po' di malumore nelle altre persone, in quelli che lavorano e che passeggiano per strada, perché magari si trasferiscono da un luogo di lavoro all'altro. Quindi dignità prima di tutto per loro, bisogna occuparli, perché se si riuscisse a occupare queste persone probabilmente si diminuirebbe la delinquenza. Lavori socialmente utili che potrebbero portare, visto che sono pagati, potrebbero portare un beneficio per Padova, per i padovani, per l'amministrazione comunale. Voglio dire, adesso girando per Padova in quest'ultimo periodo io mi sono accorto per esempio quanto banalmente lo sfalcio dell'erba comunale è fatto poco. Allora utilizziamo queste risorse per metterle a disposizione della comunità. Fattibilità, secondo lei consigliere, sono fattibili queste cose, realizzabili? Perché sono cose concrete e soprattutto realistiche, perché poi dobbiamo confrontarci con quelle che sono le potenzialità di chi amministra. Sicuramente avere una città con cui si può contribuire proprio nell'ambito dell'accoglienza, proprio con un'integrazione che metta di fronte anche l'immigrato che in questo momento viene assistito, nel compartecipare a quelle che sono azioni anche di
migliorare la città, l'aspetto della città. Se non vogliono farlo però, se non accettano questo, giustamente lo facciamo fare, il decreto Minniti dà la possibilità, ma se non lo vogliono fare? Questo è il problema. Sicuramente, se qualcuno dei cittadini italiani non vogliono pagare le tasse... ma noi conosciamo, siamo ricattabili. Allora, sì, da noi ci vengono a portare via anche il letto, lì proprio non servono tocchi niente, appunto quindi... delle regole anche di comportamento. Certo, assolutamente sì, però il decreto Minniti dà dei poteri al sindaco molto importanti, fuori, perché l'introduzione del DASPO, che fino all'altro ieri era conosciuto soltanto per le manifestazioni sportive, è consentito al sindaco in ipotesi, per esempio, di parcheggiatori abusivi che sono richiamati un paio di volte, di accattonaggio e quant'altro. Quindi è una grande cosa che però va utilizzata con grande testa. Vi rendete conto che propaganda? Cioè, io ho assistito alla scena dell'extracomunitario portato in questura, gli hanno fatto il foglio di via, è uscito dalla questura col foglio di via, ha fatto così, l'ha messo nel cestino e quella è la questura. Voi pensate il DASPO, già hanno sbagliato a scegliere il nome, comunque, perché ricorda, calcisticamente parlando, il sindaco che dice ok, questo fogliettino tu da domani non vivi poi a Padova, e l'altro dice sì, ok, ho capito, esce, fa ciacta, chi lo controlla? I vigili urbani questo, se c'è il DASPO o non c'è il DASPO? È propaganda questa, perché potremmo dire che li mettiamo su una nave e li portiamo a casa. Quindi stai dicendo che il decreto Minniti è propaganda, perché... Nel caso specifico del DASPO sì, perché è una cosa che, ripeto, col foglio di via della il contravvenire a un obbligo e a un ordine dell'autorità, in questo caso il sindaco, e mentre con la questura che lo strappano addirittura, sei avvocato, lo so perfettamente, però allora i rapporti con la magistratura, questo è un problema che la magistratura si deve far forte di questa cosa, bisogna intervenire. Sì, Cioni vuole aggiungere qualcosa, partendo dal territorio dove anche voi operate, insomma, cosa avete riscontrato? Ma io una domanda che vorrei porre agli ospiti, quando parlano con tanta facilità di integrazione, cosa intendete voi per integrazione? Perché l'Italia ha subito il primo grande flusso migratorio nei primi anni 90 e oggi noi ci confrontiamo anche con queste persone che da 10, 15, 20 anni vivono, lavorano nel nostro paese, anche qui in Regione Veneto ce ne sono tanti. E molti fanno l'esempio verso queste persone, definendoli lavoratori stranieri che si sono integrati nel tessuto sociale nazionale. Cosa vuol dire integrati questi? Perché io conosco parecchie persone, ci ho lavorato anche assieme, nelle varie fabbriche dove ho lavorato, con persone che provengono dall'Africa per esempio, che comunque al di là dell'integrazione all'interno del posto di lavoro, fuori, loro continuano a vivere e a frequentare le loro comunità chiuse nel loro ghetto, nella loro torre d'avorio. Ma questo è comprensibile, è umano. Se io dovessi andare all'estero e arrivo a sapere che c'è una comunità di italiani, di veneti da qualche parte nella città dove mi trasferisco, è chiaro che vado a... Il latino, voglio dire tutti. Appunto, allora, appunto... È una cosa che vale per tutti, perché le radici per le proprie radici. Ma infatti, ma allora, e questa è la domanda che ha un senso. Cosa vuol dire integrazione? Ci sono paesi europei... Lui lancia la domanda, andiamo in pubblicità così dopo facciamo l'ultimo giro. Ci sono paesi europei, nazioni europee, senza parlare degli Stati Uniti, che hanno conosciuto il fenomeno dell'immigrazione da ben prima di noi e gli effetti li stiamo vedendo anche in questi giorni. No, quello è l'effetto del colonialismo. Questi avevano un'immigrazione legata all'aspetto imperialista rispetto a un'Italia che non è mai stata. Se riuscissimo a dare rispetto e dignità, e questo ma non riusciamo a darlo neanche ai nostri ragazzi. Abbiamo laureati che vanno ogni anno all'estero a fare i pizzaioli, camerieri a Londra. Perfetto. No, laureati. Allora, torniamo al problema iniziale, c'è un problema più grande rispetto a quello dell'amministrazione comunale. Ho capito, ma io se fossi sindaco di Padova, divento sindaco di Padova, di questi ragazzi non me ne occupo, se ne deve occupare il prefetto e il suo governo. Io non me ne devo occupare, la responsabilità deve essere... Per fortuna non sei sindaco di Padova. Per fortuna non sei sindaco di Padova. Andiamo in pubblicità, poi rispondiamo anche alla provocazione che ha fatto. Pubblicità. La responsabilità deve essere...